Tony Cacciotta. Bravo! Beh, questa accoglienza. Sì, ma ragazzi, gli applausi stasera. C'è il bene. Cioè, allora, ragazzi, abbiamo avuto un problema tecnico. Il Gabbo ci è scappato. La ci ha costumista lasciato. è morta. L'ha detto alla profumeria, è sparito, è scappato. Qua dentro c'è un odore allucinante. È la Cacciotta. C'è il Benne, il nostro amico che non ha capito, che praticamente non ci salta fuori a neanche mettere un applauso virtuale. Voglio tapposto. E praticamente è arrivato l'altro, il nostro amico Tony Cacciotta, che puzza come un mandarino fritto. Oh, come tappasso, passo. E Appasa meglio. scusi, ma vai, scusi, lei è venuta a casa nostra, cioè, può anche presentarsi, cioè io fino adesso che la chiamo e lei fa i cavoli suoi. Scuso, io sono Tony Cacciotta. Lo so, si sente Guarda anche, Il neomelodico del domani, perché oggi non è cosa. Piacere. D'amore. Ma questo scusi cosa. Questo è Nino Fiorello, mio grande amichezza. Ah, proprio un amico, proprio roba infanzia, capito? Proprio, Ah sì? È un suo amico? È un suo Guarda, amico? ma- Oh, Ma bravo. d'infanzia? Ma d'infanzia quella che avete passato al manicomio o quella che è stata No, quella. proprio di infanzia infantile proprio. Ah, proprio infantile al 100%. Proprio alto livello, frate e tu. Allora non è cambiato niente. No, che vuoi cambiare? Maruccia, allora secondo te, ma hai visto che ospiti che abbiamo qua a Siredio? Sono basita, sono senza parole. È rimasta basita, veramente. proprio Ma secondo me sai Ma perché sei proprio- rimasta proprio basita. Ma basita proprio al 100%, perché? Perché c'è dell'acido basico che gira. Ah, qua è, dentro. è il profumo che mi sta. È quella cacciotta Che dolce. ti piace? Che sei proprio Dolce, l'ultima parliamo. moda, che sai che profumo è? Dolce e banano, frate tuo. Wow. Comunque, per No, tutti. perché io volendo, cioè io ti posso consigliare anche a te un profumo, come ti chiama? BB, Coco, Cagamo, com'è? Bibi. Scusa, BB, benissimo. Bibi, non Bibi. BB, qua ci sta l'ultima profumazione di Robetta Cavalla. Qua è E proprio. di cosa sa? Un frate tu Di forrevuto. gorgonzola, mi ribalto proprio. No, che gorgonzola, guarda, se tu te lo metti a 500 metri di sendolo, ci sta proprio retrogusto, a finezzo, frate Così tu. non posso inosservare. Sai se mi spiego. Storia. Wow, ogni volta che sento sta canzone ci sta proprio sangue in e bene che sta arrivando solo loro e si strizzano un canno, frate tuo. Oh, spettacolo, questo è panico e paura allo stato puro. Guarda, Perché lui sono veramente non sta da Dio, sta da culo. Guarda che pezzi sotto le scelle, vuoi sentire No, un no, no, frate? eviti. Chiedili che cosa ha fatto prima a Capodanno. Cosa? No, guarda, non voglio mica ascoltare. Guarda, sono andato a cantare a Capodanno. Dai, Avrei delle date dai, Ho fatto, dillo. anzi, date importante, alla faccia importante a me, ho fatto 12 cerimonie, Wow. poi sono andato a un funerale perché volevano che facessi una canzoncella un po' così, tipo un'Ave Maria molto chic, molto charme, frate tu. E poi dopo tutto così. Comunque adesso, perché io ho l'ultimo mio pezzo inedito, perché effettivamente... Sì, praticamente come la Maruccia, senza un dito. Se Morale della possono, Paola. Guarda, adesso se arrivano le aspetta, chiamate, infatti appena arriva la infatti chiamata di volevo una dire, dedica, infatti volevo dire a tutti i gentili ascoltatori che se vogliono telefonare in diretta oppure mandare le mail per fare delle dediche, volentieri apriamo questo piccolo spazio dedicato a Tony Sì, Cacciotta, anche se vogliono salutare il nostro ospite. perché è veramente qui in sì, fermentazione, ragazzi. no, ma io sto aspettando proprio le chiamate, perché io so che ci sono molte fans. sì, però se Tony, lei non se lo ricorda, no? Prego, sta arrivando una chiamata, prego, può rispondere. Pronto, sono Gennaro, adesso ti mando in linea. Sì, pronto? Sta arrivata la chiamata, frate tu. Vediamo chi. Pronto? 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 Sentite? Hai Sì. la voce, ce l'ha. Buonasera. Pronto? Pronto? Tony? Tony? Sente un sacco. Oh, ma Bellissimo, Tony! Ehi! Troppo bello, Tony! Questa è la oh, miglioratrice. Grazie. ma Ma quanto è bello, puoi essere più bello, Tony! Ma Guarda. quando ci viene a trovare che si fa? Dove state? Ma quando ci viene a trovare che si fa? eh, Tony, io sono studiati, mi chiamano per quartiere, Tony! Uè! no, qua c'è un problema, qua secondo me, ma le hai chiesto alla signora dove. Vai!
Le ha chiesto la signora. Cosa vuole? Uè, dimmi tutto, bellezza, dimmi Tony, tutto. canta una bella canzone stasera. Qual è? Tony, mi ha cantato una bella canzone. Che canzone vuoi? Che canzone vuoi? Che il che vuoi tu, a piacimento tuo. Quella che vuoi tu. Va bene, allora a chi la devo dedicare? A chi la devo dedicare? Va bene, allora a chi la devo dedicare? Addio marito, che cazzonate, no? Va bene, va Addio bene, marito. va benissimo. Adesso un salutone, vi vengo a trovare a Basce Quatti. Tutte false tuoi, cazzo, tutte false tuoi, Come no, come no, Ma come? dedica una bella statua a te, una bella cacciotto mi sappia! E dica a tuo capo non vicino a te, hai visto bene, no tu, hai capito? Ma da dove viene questa signora? Ragazzi, io vi lascio interloquire tra voi perché io sinceramente non ho ancora capito. Questa non ti capisco. Qua, Non ho capito. qua allora, per tutti gli ascoltatori, scusateci un attimo, non vogliamo fermare l'interlo. Sempre nei nostri cuori! Bene, No, ragazzi, questo è panico. Un bacione al seccoso con tanto affetto frizzantino pop. Baciate. Adesso ciao Annunziatella, ciao, seguimi Seppe, seguimi. Vai maestro, batti con la basa. Dov'è? Ma o erano in alta montagna perché c'è sempre l'eco? Oh, sei emozionato. Ma perché stavano. Vai. Avevo un po' bevuto e ieri ho tamponato. Mo sto tutto scassato. Pure l'autista mi ha picchiato. Poi a casa sono tornato a esa voce e il cane mi ha aggredito. Sul balcone sono scappato ed il guardiano ha poi sparato. Poi un ladro mi ha scambiato a esa voce. Arriva la volante del commissario assante. Sono io, non mi arrestare, lasciami parlare. Mi sono scordate le chiavi, non potevo entrare. Questa è casa mia, è stato un malinteso. Non so delinquente, so tonica ciotta, maresciallo aspetta. Ma che fai, mi metti le manette? E se c'è puzza è colpa del botto, perché mi sono spaventato e poi mi sono cagato sotto. Per figure e merda mi sto a vergognare. E stu cazze cane sembra ad abbaiare. Non mi riconosce, lo farò castrare. Caro maresciallo, quello che ho fatto non è stato un reato. Ero ubriaco ma sono incensurato. E l'avvocato io chiamo stasera, perché tu mi stai sbattendo rinda una galera. Rinda una galera. Ragazzi, avete sentito che spettacolo? Ti prego maresciallo, fammi uscire, perché se no Tony Colombo te ne chiudisci che me. E mi schifano le fans e succede che vanno ai concerti di Marco Marfè. Nararirirunderundararirirundera, tu parola oliva, mulignane e pera. Tu ti chiami scema e i suoi delinquenti. Arriva Gennaro che è proprio un fotente. Scurnacchiata e proprio non me niente. Ma va in una saitella. Oh, io farei un grande applauso al nostro Tony Cacciotta, direttamente dalla fermentazione dell'alta montagna. Complimenti per l'interpretazione. Molto bella. Ma voglio
Mi è piaciuto il pezzo soprattutto dove è morso il cane, perché, Sì, perché- me lo sono proprio sentita dentro quel pezzo. Ma tu quello che chiediamo, io sono come Cicci d'Alessio, basta che ci dici una cosa, lui ti scrive un pezzo sopra. Tu dici, io dico tu lo fai. Io dico che tu lo fai. Dimmi quello che devo fare, io lo faccio. Ecco, lo proprio fai. quello che Sta problema. Sì, perché cercavo funziona di meglio, partire. ma